La sveglia era alle 7:30, ma figurati se noi non ci siamo riaddormentati e svegliati adesso che sono le 8. Ora ci prepariamo in fretta e andiamo all'università, aiuto. Ci siamo riusciti, sono le 8:47, siamo in ritardo di tipo mezz'ora. Però non importa, ce la possiamo fare ad arrivare ancora in tempo. Outfit osceni, però vabbè. Non è vero, parla per te. Sono le 9, noi dovevamo essere dentro la lezione, ma siamo appena arrivati all'università. Via, correre. The beautiful fountains. Merendina. Però è buono. Questa è la clip migliore del video. Tu che mangi? Sì, io che mangio. Ma perché si zooma, Cristo? Noi che facciamo merenda mentre siamo a lezione. Bello. Vabbè, allora praticamente uno dei 3 video che ho messo non l'ho fatto io. Abbiamo finito lezione un'ora prima. Dai, fatti vedere bene. Wow. Fatti vedere dov'è la fotocamera, guarda. Votate il look di Federico con questi occhiali che in realtà non servono a niente perché non ci vede. Però vabbè. Abbiamo appena preso tutto quanto, io ho preso l'hamburger con la salamella e le patatine, mentre Federico l'hamburger normale. Pranzo con vista sul giardino Yulm. Buon appetito. Tutto molto buono. Ogni volta che esco fuori di casa c'è sempre vento in qualche modo, sempre. Siamo appena arrivati in questa nuova aula studio che hanno aperto qui all'università ed è fighissima. Ed è molto carina. Comunicazione digitale e web design sono dei due ramani. Lo facciamo. Oddio. Ora ci mettiamo un po' a studiare, anche perché fra pochissimo alle 13:30 dobbiamo andare a lezione, quindi si corre. Siamo appena arrivati nella nuova aula, nell'aula dove faremo questa lezione. Molto bruttina. Federico invece apprezza. È brutta esteticamente, però a livello di comodità e comfort è molto meglio dell'auditorium perché abbiamo il tavolino e spazio extra per le gambe. Osservate? Ci sentiamo in aereo nelle porte di emergenza. Tutti sentiamo. Io, perché in aereo si sta da Dio nelle porte di emergenza. Andati via 10 minuti prima dalla lezione e adesso siamo qua. Ragazzi, Nicola ci ha convinto a uscire prima dalla lezione perché non vuole fare lezione, vuole Guardate stare dove sotto il siamo. sole. Oh mio Dio! Kubrick. Aspetta. E adesso stiamo facendo gossip perché è da tanto tempo che non ci vediamo. Elemento importante. L'ulivo. Finito, ma voi siete veramente... Siamo venuti a fare la spesa all'Esselunga, così siamo a posto per la cena e per il pranzo di domani. Il signore che ci guarda male. Beh, ha ragione anche. Il pullman ha deciso di arrivare dopo 13 minuti, quindi noi abbiamo detto anche no, e quindi andremo a piedi a casa, però spesa fatta almeno. Top! Abbiamo fatto una buona spesa, ecco il resto. La Nutella è immancabile. Nell'abbonamento di più non sono 6 euro, sono un po' di più. Facciamo finta, 706 euro, ok? Sta che in realtà una volta l'anno però ho deciso di dividere. Sono le 8:30 e noi siamo ancora qui che studiamo, però abbiamo appena iniziato una live su TikTok, non si vedrà niente, però abbiamo appena iniziato una live perché abbiamo preso questa abitudine di fare le live mentre cuciniamo, quindi ormai mentre cucino, quindi dobbiamo portare avanti questa abitudine e ora preparerò i miei tortellini con la panna, bolognesi ovviamente. Sono andato questo weekend a Bologna e ho preso i tortellini buoni. Allora, sempre in live
partiamo con i tortellini, noi ovviamente quelli con il prosciutto crudo, e ora andiamo a bollirli e poi condiamo tutto. Abbiamo pronto lo speck croccante, la panna in cui ho inserito anche un po' di gorgonzola, i tortellini e l'acqua che sta bollendo, e adesso andrò a metterceli tutti. 2 minuti e siamo pronti. Guardate la bellezza, ora un po' di parmigiano e siamo salvi. Buon appetito! Raga, tortellini buonissimi. Adesso sparichiamo tutto, leviamo tutto perché sono le 21:37 e noi dobbiamo ancora finire di studiare tutto, di fare gli appunti meglio. Nada, io direi che il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. È stata una giornata molto tranquilla di lezioni di università, come avete potuto vedere. Non so se avete notato che ieri ho fatto la cazzata di tagliare i capelli e ora sono un po' pazzi, però vabbè, ormai è fatta. Volevo anche fare il video mentre lo facevo, però poi ho detto no, meglio che questa figura la faccia io da solo senza tutte queste persone attorno, anche se mi cagano 3 persone. Vi ricordo di seguirmi su tutti gli altri miei social che trovate nella descrizione di questo video. Lasciatemi nei commenti anche altre tipologie di video che vorreste vedere e io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao, buonanotte.